Amici del canale RCM, buonasera a tutti, ci troviamo a Selegas, finalmente si ritorna a casa. Questo è stato il paese di mio padre, io ho passato tantissimo della mia infanzia in questo bellissimo paese e stasera siamo qui per la festa principale. Twimbe watoto wa Afrika ambao ni lulu wa kunga mwanga wa maisha kamili. Abbiamo qui Luca e Rio. Luca e Riu del comitato Sant'Anna e Santo Gioacchino di Selegas, classe 1975. Ecco, raccontami due cosettine su questa festa che avete organizzato quest'anno. Allora, è una festa molto sentita a Selegas perché i selighesi è una popolazione che ama molto festeggiare e quindi è stato abbastanza impegnativo. Insomma, il gruppo era compatto, abbiamo fatto un bel lavoro. E diciamo che dobbiamo principalmente ringraziare anche tutte le persone che ci hanno supportato, perché non sono state solo del comitato, ma anche quelle esterne che ci hanno aiutato in tutti i modi. Anche perché so che non è semplice organizzare, fare anche la cerca dei soldi, insomma è una cosa abbastanza complicata, specialmente con i tempi che corrono oggi, dove i soldi sono sempre meno, quindi è anche difficile per questo. Allora, non è stato semplice, uno proprio per il fatto dei soldi, perché c'è una crisi non indifferente, lo sappiamo tutti, ma poi soprattutto perché ci sono tutta una serie di iter da seguire burocratici che un po' scoraggiano le persone. Però insomma ci siamo impegnati dal punto di vista, abbiamo avuto il supporto della Proloco, per esempio, che ci ha aiutato in queste cose, e poi abbiamo fatto diverse manifestazioni durante il corso dell'anno proprio per far fronte alle spese. Ecco Luca, ma ieri chi c'era come festeggiamenti? Intendi come gruppo? Allora, come gruppo c'erano le De Amistade, un gruppo molto interessante, hanno fatto un po' di musica sarda e poi suonato sull'internazionale, insomma i giovani sono stati un po' coinvolti, sono bravissimi. Questa sera c'è Benito Urgu più un altro gruppo. Questa sera abbiamo chiamato Benito in onore della nostra classe, che insomma è un personaggio che ha fatto spettacolo e della nostra generazione. Noi siamo cresciuti ascoltando le sue cassette nell'auto, insomma, e quindi abbiamo voluto fare un omaggio, diciamo. Poi c'è anche domani. E poi c'è anche domani c'è Fantasia Stepanos, un gruppo innovativo, la verità non li ho mai visti neanche io, ma so che sono molto bravi. Allora da Luca e da Maurizio è tutto, godetevi lo spettacolo. Ciao. Grazie, ciao. Marina, Marina, Marina. Oh, lo sapete che hanno divorziato? Sembrava che fossero tutto amore e fiori. Tu. Adidas, Adidas in foras. Una cosa incredibile. Purtroppo è così. Dopo lo spettacolo che ha fatto il carissimo Benito, com'è stata questa sera qui a Selegas? Ma diciamo con un pubblico un po' distante, un po' diciamo pieno di festa, non disordinato, però diciamo la gente nella piazza è meno attenta e si accomodano, ascoltano, si divertono e non applaudono. E allora io li istigo un pochino, perché loro hanno bisogno di essere istigati, perché quasi si vergognano di applaudire. Ma ha un pubblico abbastanza divertente e segue bene. Oggi mi sono divertito a sentire anche il gruppo country che sta suonando qui. Comunque tutto sommato è stata una serata bellissima. Bene, ecco, so che hai inaugurato la mostra di Benito Urgu per gli Urgu fan. Ecco, è stato ad Elmas, giusto? Sì, diciamo che non era solo per gli Urgu fan, è per tutti. È una mostra un po' particolare, bisognerebbe andarla a visitare perché
ci sono delle immagini che sorprendono un po', perché sono immagini che io faccio nell'acqua, dove si vedono persone, si vedono tribù, si vedono delle facce, si vede tecnologia, e l'acqua è un mezzo che trasporta queste cose. Chissà da quanti milioni e milioni di anni queste immagini sono dentro l'acqua. Io fotografo l'acqua non con la macchina sott'acqua, con la macchina fuori dall'acqua, con una barchetta nel mio laghetto, e ci sono tutte queste immagini. Basta passare ad Elmas e visitare. Ok? Grazie Benito. Allora un saluto a tutti quanti da Benito e Maurizio nel canale CM. Ciao a tutti. Ciao, ciao, un abbraccio. Ciao. Grazie.